Sportivi siciliani, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ogni domenica in diretta qui su Sesta Rete, canale 215, a partire dalle ore 19:30, in replica alle 23 e poi in replica anche lunedì mattina a partire dalle ore 8:30. Tutto il calcio dalla Serie D sino alla prima categoria, con ospiti, commenti, classifiche e naturalmente anche la presenza graditissima di due belle ragazze. Questa è la prima. Ciao Federica. Buonasera e ben ritrovati. Giulia la rivedremo più tardi nella seconda parte. Salutiamo in postazione anche il nostro commentatore, ti dovremmo chiamare direttore, ma per l'occasione non lo facciamo perché ci vediamo su. Carmelo Puglisi, ciao Carmelo. Ciao Ettore e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Ben ritrovato anche a te, ben ritrovato anche un saluto particolare ai nostri due ospiti che andiamo subito a presentare nella prima parte della nostra trasmissione, ovvero Giuseppe D'Antoni, il portiere della Sicula Leonzio. Grandi festeggiamenti oggi a Lentini, vittoria importante contro il Giarre che vi proietta a questo punto nelle zone altissime di questa classifica del campionato di promozione. Diciamo che ci siamo presi una bella soddisfazione perché il Giarre è combattuto, è stata una bella vittoria. Complimenti. Insieme a Giuseppe D'Antone, Salvo Badalà, direttore sportivo dello Sporting Via Grande. Ciao Salvo, ben ritrovato. Buonasera a tutti. L'anno scorso con Belpasso, adesso vabbè, diciamo con Belpasso in genere, e invece adesso questa bella esperienza con una bella giovane squadra, dico sempre. Sì. Una bella giovane squadra, una dirigenza che sa il fatto suo, con il presidentissimo D'Agata, con mister Buttò che sta dimostrando che può stare bene in eccellenza. Tranquillamente. Campionato d'eccellenza molto ingarbugliato, soprattutto quello del vostro girone, sì, sappiamo sì, di tutto, tutto quello che è successo con il discorso Cirale, tesseramenti. Dico che secondo me comunque la Cirale le ha vinti sul campo, poi il presidente se ha fatto un errore secondo me dovrebbe pagare solo il presidente. Va bene, vedremo cosa succederà perché credo che ancora la parola fine non è stata scritta in questa vicenda. Sicuramente. Benissimo, allora subito adesso parliamo del campionato interregionale, lo facciamo con i risultati e la classifica di questa settima giornata di ritorno. Agregas Agropoli 2-0, Due Torri Battipagliese 2-1, Città di Messina Comprensorio Montalto 2-2, Cavese Interreggio 2-4, Torrecuso Noto 2-1, Licata Nuova Gioiese 0-0, Savoia Orlandina 3-1, Pomigliano Vibonese 2-1. In questa giornata vincono le due squadre più importanti del girone, il Savoia che continua a rimanere in vetta e soprattutto l'Akragas che comunque non molla. Guardiamo la classifica al completo. Savoia 60 punti, Agregas 51, Battipagliese e Torrecuso 41 punti, Agropoli e Cavese 39, Nuova Gioiese 38, Noto 34, Comprensorio Montalto e Interreggio 32 punti, Pomigliano 31, Orlandina 28, Due Torri 26, Città di Messina 24 punti, Vibonese 23, Rende 21 punti, chiude la classifica Licata 11. Sottolineiamo che in questa classifica la Cavese, l'Interreggio e la Battipagliese hanno un punto di penalizzazione, il Licata ne ha ben 3 di punti di penalizzazione, come tutti ormai sanno il Ragusa è stato escluso dopo la quarta rinuncia. Adesso prima del commento tecnico il tabellino del prossimo turno sarà l'8ª giornata di ritorno, domenica prossima 2 marzo 2014, questi gli incontri: Nuova Gioiese Akragas, Orlandina Pomigliano, Agropoli Cavese, Battipagliese Città di Messina, Comprensorio Montalto Licata, Noto Rende, Interreggio Savoia ed infine Vibonese Torrecuso e come tutti ben sanno, essendoci una squadra in meno, il Due Torri riposa. Allora, Carmelo, che dire su questo turno del campionato interregionale?
Non cambia niente in vetta, sempre 9 i punti di distacco tra Savoia e Agregas, con la differenza che manca ancora una giornata in meno alla fine del campionato, mancano 10 turni alla fine della Serie D. Al solito le siciliane vanno a corrente alternata, bella vittoria del Due Torri in casa con la Battipagliese, l'Orlandina come previsto ha perso sul campo del Savoia, non riesce mai ad avere la continuità giusta il Città di Messina, firmato al celeste dal Montalto, mentre invece va fatto un plauso al Licata di Catanese che ottiene un punto prezioso in casa al Liotta contro la Nuova Gioiese. Guardando la classifica, purtroppo oltre al Città di Messina anche un'altra siciliana, una probabilmente fra Orlandina e Due Torri, farà i play-out. L'augurio è che comunque, essendo ben messe in classifica, possano giocare il ritorno in casa e possano sfruttare appunto il fattore campo. Dico questo perché oggi il Pomigliano ha vinto, quindi difficilmente Certo. Si è un po' tirato fuori dalla zona brutta della classifica. Un parere veloce anche con i nostri ospiti. Giuseppe, io credo che il Licata, se possiamo magari nel frattempo far rivedere la classifica, come giustamente ha confermato Carmelo, è assolutamente insomma, difficile che possa tirarsi fuori da una retrocessione immediata. No, penso che sarà una retrocessione improbabile. Gli sforzi che stanno facendo oggi hanno fatto un risultato positivo, comunque è un discorso per il futuro, però penso che la retrocessione è scontata. Quanto riguarda la zona alta, credo che la capolista con 9 punti di vantaggio, anche se mancano ancora 10 partite che sono tante, però credo che la spunterà sempre il Savoia, diciamo. Certo. E invece per quanto riguarda Salvo, il pensiero non tanto sul Licata ma su questo Agragas che forse ha perso il treno un paio di settimane fa. L'ha perso il treno quando ha fatto il scontro diretto dentro casa. E in quella partita è importantissimo portare Certo. i 3 punti. Rimane comunque un campionato straordinario. Rimane il fatto che il Savoia è una squadra di C1, non di Serie D, in base ai personaggi che ci stanno. I budget sono considerevoli, quindi voglio dire, Sì, probabilmente rispecchia incidono tutta la queste situazione. cose. Sì, sì. Incidono. Per il Licata penso che con questa importante forza economica che stanno mettendo e col fatto che Ragusa è retrocesso, già ci mancano ancora 10 partite, mi sembra. Ma sono tanti sono punti, 30 punti. Mai dire mai? Mai dire mai. È giusto, giocarsela fino all'ultimo è anche segno a quest'ora non di penso, loro sportività. sapevano a che cosa andavano nel mondo, ma certo. hanno la voglia di dare qualcosa. Certo, certo. Effettivamente i punti nei confronti del Rende sono considerevoli, quindi è indubbiamente una salita quasi Tecnicamente possibile. però Ettore, quello che dice il direttore Vadalà non è sbagliato, 10 punti in 10 partite sono recuperabili. Ma noi Sì, Voglio dire, è difficile, però bisogna essere ottimisti, giusto? Il presidente è molto ottimista. La nota stonata che è andato Cammarata si è dimesso, la cosa negativa può essere questa, ma la società, come si dice, crede in questa situazione. Con Ragusa che è fuori dai giochi non è difficile, sono 3 partite, con i 3 punti è facile. Può succedere di tutto. Succede di tutto. Benissimo, e questo lo vedremo chiaramente già dalle prossime settimane. Ci dobbiamo fermare? Sì, abbiamo un brevissimo stacco pubblicitario, rimanete ancora con Penalty. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Eccoci rientrati in studio, mettiamo da parte il campionato interregionale e subito parliamo del campionato di eccellenza, lo facciamo immediatamente con i risultati, la classifica, il commento tecnico di Carmelo Puglisi e poi parleremo anche e soprattutto con un direttore sportivo che insomma è in prima persona colpito dai risultati anche del girone di cui fa parte, no? Questo girone B che è un girone assolutamente ingarbugliato. Diamo subito però prima spazio alla girone A con i risultati e poi vediamo anche la classifica. Folgore Selinunte, Alcamo 1-2. San Giovanni Gemini, Atletico Campofranco 2-0. Sport Club Marsala, Camarat 3-1. Serra di Falco, Leonfortese 1-0.
Raffadali, Mazzara 0-0. Rocca di Caprileone, Parmonval 2-1. Riviera Marmi, Profavara 1-0. San Sebastiano, San Cataldese 2-4. Succede un po' di tutto in questo girone A del campionato di eccellenza. L'unica a vincere è l'Alcamo, che a questo punto ritorna in vetta, però insieme al Camarat, a seguire Leonfortese, il Riviera Marmi e soprattutto la Parmonval. Guardiamo la classifica al completo. Camarat e Alcamo 45 punti, Leonfortese 44, Riviera Marmi 42, Parmonval e Serra di Falco 41 punti, Marsala 40, Atletico Campofranco 36, San Giovanni Gemini e Rocca di Caprileone 32 punti, San Cataldese 30, Profavara 27, Mazzara 26 punti, Raffadali 24, Folgore Selinunte 14 e chiude la classifica San Sebastiano a 9 punti. Si giocherà domenica prossima il turno numero 10, parliamo del girone di ritorno, domenica prossima 2 marzo 2014, questo è il tabellino degli incontri: Atletico Campofranco Folgore Selinunte, Profavara Raffadali, Parmonval Riviera Marmi, Alcamo Rocca di Caprileone, Leonfortese San Sebastiano, San Cataldese San Giovanni Gemini, Camarat Serra di Falco ed infine Mazzara contro Sport Club Marsala. Carmelo, guardando di nuovo la classifica, devo dire che c'è una gran bagarre nella zona alta appunto di questo girone A del campionato di eccellenza. Diciamo che è un campionato stupendo, quando in 5 punti ci sono le prime 7 squadre, c'è veramente bagarre e sarà un campionato avvincente fino all'ultimo. L'Alcamo oggi, come hai detto prima tu, si riprende la vetta vincendo senza troppi patemi sul campo della Folgore a Selinunte, perdono Camarat e Leonfortese, perde anche il Parmonval sul campo di un Rocca Caprileone in ripresa, mentre un bel balzo lo fa anche il Riviera Marmi Custonaci, che torna al 4° posto battendo la Profavara, e un successo importante anche quello del Serra di Falco contro la Leonfortese grazie a un gol del solito Venniro. È da sottolineare che la prossima settimana c'è questo scontro anche al vertice importante tra Camarat e Serra di Falco. Tu come vedi questo incontro? Serra di Falco indubbiamente in questo momento è una squadra in crescita. Sicuramente il Camarat complessivamente ha qualcosina in più, ma il Serra di Falco è una matricola estremamente attrezzata che sta dimostrando di avere numeri. Sarà senza dubbio un match equilibrato. Benissimo, sentiamo anche il parere dei nostri ospiti. Salvo, è veramente un girone molto intenso? Un girone perché ci sono 2 toronconi, mi sembra, se guardiamo la classifica, sì, possiamo farla rivedere nel frattempo. Dal quart'ultimo posto a San Gemini ci sono 6 punti. Come dice, metto anche il Marsala in questo momento. Anche io credo che il Marsala sia sempre continuamente in ascesa. Sì. Poi non so, il Camarat fuori dentro casa ha perso, forse non ha perso. Il Marsala secondo me lo dobbiamo rimettere dentro, perché vincendo oggi con il Camarat, oggi sicuramente ci sarà un'iniezione di fiducia importante per un ambiente che aspetta questo tipo di risultati. È vero. Però io credo che anche la Leonfortese domenica sarà sicuramente una passeggiata per lei. Purtroppo, guardando con chi gioca, che l'anno scorso con San Sebastiano, ultimo in classifica, l'anno scorso ha fatto un campionatone in promozione, quest'anno non riesco a capire con quella squadra può succedere. Ha avuto questo caso. Invece, D'Antone, che mi dici sulla Riviera Marmi? Che lì comunque 42 punti, se la gioca anche lei. Sì, onestamente non ho seguito con molta attenzione il girone dell'eccellenza. Vedendo questa classifica sarà incerto fino alla fine, perché praticamente sono tutti lì. Però quando è così è bella questa cosa. È bello, come diceva intenso. Puglisi, è una bella lotta. Lì Riviera Marmi 42 punti, sì, cavolo se se la gioca. È normale, perciò dal Marsala fino al Camarat se la giocano tutti. E ci fa piacere. L'unica cosa che posso fare è di augurare alla San Cataldese, che è una mia ex squadra, di non fare play-out come l'anno scorso, dove magari ho seguito un po' le vicissitudini,
e salvarsi anticipatamente. San Cataldo merita insomma, Cataldo squadre importanti perché è una bella insomma ha piazza. vecchia tradizione anche nel campionato interregionale, vederla qui in eccellenza un po' arenata Ostentare. dispiace. Purtroppo le risorse economiche, come in tutti, diciamo, in questo momento storico che stiamo vivendo, hanno colpito pure la provincia nissena. È vero. San Cataldo ha queste difficoltà, però nonostante questo ogni anno riesce comunque a completare i campionati e a salvarsi. E questo è un plauso Questo ha indubbiamente. preso allo poco. Quindi Poi voglio dire, è Grande grossa, di tutto grande. rispetto. i gol li ha sempre fatti in eccellenza, infatti. E parliamo adesso del campionato sempre di eccellenza, però del girone B, così insieme ai nostri ospiti possiamo fare un quadro ancora più dettagliato. Anche per loro, nona giornata di ritorno, questi risultati. Città di Vittoria, Acireale 1946, 3-0. Mister Bianco, Catania San Pio X, 0-0. Mazzarrà, Città di Rosolini, 0-1. Taormina, Igea Virtus, 1-1. Rometta, Modica, 0-2. Sport Club Siracusa, San Gregorio, 3-0. Sporting Via Grande, Tiger, 0-0. Football Club Cireale, Gimica Scordia, 1-2. Ecco, sottolineiamo che nel tabellino abbiamo insomma, detto che il Città di Vittoria ha vinto 3-0 con la Cireale 1946, ma in questo caso è stato un 3-0 a tavolino perché, come tutti ben sanno, la Cireale 1946 si è ritirato dal campionato e quindi automaticamente le squadre hanno partita vinta per 3-0. Lettura della classifica adesso, in testa abbiamo sempre la Tiger, ma dietro le altre squadre spingono. Guardiamole insieme. Tiger, 53 punti. Sport Club Siracusa e Modica, 45. San Pio X e Taormina, 41 punti. Igea Virtus, 39. Mister Bianco, 38. Football Club Acireale, 37 punti. Gimnica Scordia e Città di Vittoria, 34. Via Grande, 28 punti. Città di Rosolini, 25. San Gregorio, 21. Rometta 19 punti, Mazzarrà chiude la classifica a 10 punti. Ecco, è già scritto anche nella schermata, il Modica e il Vittoria un punto di penalizzazione e come vi ho anticipato la Cireale 1946 si è appena ritirato da questo campionato di eccellenza. Lettura anche in questa occasione del tabellino dei prossimi incontri. Domenica 10ª giornata di ritorno, 2 marzo 2014, le partite saranno Catania San Pio X Città di Vittoria, Tiger FC Acireale, Gimnica Scordia Mazzarrà, San Gregorio Mister Bianco, Città di Rosolini Rometta, Modica Sport Club Siracusa, Igea Virtus Sporting Via Grande, riposa il Taormina appunto perché la Cireale 1946 si è ritirato. Allora io credo che la prossima settimana sarà una giornata decisiva perché ci sono molti scontri al vertice e probabilmente, non dico sulla testa, ma nella zona successivamente al primo posto possono succedere notevoli cambiamenti. Carmelo. Io volevo subito coinvolgere, adesso il direttore vada là. E anche quest'oggi la Tiger ha perso altri 2 punti, la settimana scorsa aveva pareggiato a Vittoria, oggi pareggia proprio in casa del Via Grande, ne approfittano sia il Siracusa che supera senza problemi al De Simone il San Gregorio per 3-0 e ne approfitta anche il Modica che ha gioco facile sul campo di Rometta Marea. Direttore, lanciamo subito questa questione, questo problema. La Tiger, dopo che è avvenuto il caso tesseramenti, abbiamo l'impressione che si sia un po' rilassata. Ha perso 4 punti in due termine partite. giusto, bravo Carmelo, si è un po' Ti dico rilassata. una cosa. In base a quello che avete 2 visto oggi, settimane fa noi abbiamo incontrato, mi sembra 2 settimane fa, o 3 settimane fa abbiamo incontrato il Vittoria. È una squadra che è abbastanza di categoria, con l'arrivo di Campanella e il suo gruppo. Ha dato un bel quadro alla dato squadra. un bel quadro e non è facile andare a Vittoria e infliggere la vittoria là. Certo. Oggi noi due, sia il Via Grande che la Tiger, avevamo un obiettivo ciascuno. Noi perché dobbiamo salvarci, loro perché devono vincere questo campionato. C'è stata una bella partita, combattuto fino al 97. Cioè lei non ha visto una squadra rilassata? Completamente. Sono convinto che poi gli scontri diretti ce l'ha tutti a Brolo. Beh, e anche punti di distacco rispetto Punti di distacco, non Siracusa, penso proprio, Modica, anche se sono loro ancora non considerevoli. sono tranquilli, ma sono convinto che Santino Bellinvia vince questo campionato. Tra l'altro poi questo è stato anche un turno sfavorevole a voi perché
Nonostante quello che è successo, nessuno si aspettava la sconfitta dello Scordia, la vittoria, scusate, dello Scordia da Cireale. Questa è la sorpresa del girone B. Purtroppo il discorso delle Cireale ha influito tanto anche nella mentalità dei giocatori e non è facile di chi ti trovi a 4 punti dal primo Tiger, posto, che speri di poter agganciare, ora ti trovi quarto o quinta mi sembra. Sì. Non è facile ripartire con una mentalità forte. Io credo che comunque non è detto l'ultima parola, perché ancora non c'è stata la parola fine a tutto questo, quindi credo che la Cireale dovrebbe ancora continuare a essere intensa nella sua stagione. Non scordiamoci che Scordia tutto sommato è una squadra da prendere facilmente sotto gamba, va. Scordia che tra l'altro mantiene questo trend, credo siano alla quarta o alla quinta vittoria esterna. È una squadra che gioca con molta più facilità lontano dalle mura amiche. Sì. Anche Serafino ha allestito una bella squadretta. Sono le squadre classiche del campionato di eccellenza, dure a morire, difficile far gol, dove Infatti. su ogni palla c'è quell'intensità giusta agonistica. Infatti, poi sono molto positivi in avanti, dietro giocano alla vecchia maniera, aggressivi. In maniera classica. Giuseppe D'Antoni, invece tu cosa ne pensi di questo girone? La Tiger indubbiamente ormai insomma, sembra un po' distaccata notevolmente dal Siracusa, dalla stessa Modica, però bisogna stare sempre sul chi va là, no? Sì, diciamo che ho chiesto poc'anzi, mancano 6 partite alla fine del campionato, non so, correggetemi se sbaglio. 8 punti in 6 partite è un buon vantaggio. È un buon vantaggio. Però fin quando la matematica non condanna le inseguitrici c'è speranza. Io volevo far rivedere cortesemente dalla regia di nuovo la classifica, perché volevo fare anche un po' il punto sulla zona retrocessione. Allora, tenendo presente appunto che la Cireale già è stato diciamo, escluso, quindi in automatico rimane un posto solo per la retrocessione diretta. Il Mazzara è molto attardato a 9 punti. Anche se ti posso dire che è una squadra giovane, combattiva, poi come neopromossa. Neopromossa, no, l'anno scorso è in eccellenza. No, dico neopromossa da poco comunque, nel senso che non ha una tradizione però per l'eccellenza. Poi come tutte le squadre giovani peccano in qualche ingenuità. È vero. E poi dopo che cosa facciamo? Rometta, San Gregorio, Rosolini, Via Grande. Facciamo un pronostico. Lì secondo me, Ettore, la possibilità concreta che ha il Via Grande di evitare i play-out è avere un vantaggio superiore. Se possiamo rivedere la classifica, chiedo dalla regia se possiamo rivedere la classifica, avere 10 punti di differenza rispetto a Rometta, perché io credo che la coppia Scordia-Vittoria, in base anche a quello che abbiamo detto, sarà difficile da raggiungere. Però con la regola dei 10 punti il Via Grande... Lo Scordia incontrerà già domenica il Mazzarà. Se la squadra di Mister Serafino penso che dentro casa dovrebbe insomma, avere vita facile. Mettiamo all'80% dovrebbe farcela, perché ormai i ragazzi il Mazzarà non so che forza potrebbe avere e che speranza. È vero. Chiudendo questo girone, volevo parlare con D'Antoni, invece per la zona alta, zona playoff fino al Mister Bianco e anche ai Cireale. Non sappiamo la Cireale con questo fatto dei punti, ma a parte i punti, voglio dire, è una squadra sempre ben messa in campo, va, da Mister Ricca, e poi ci sono giocatori di valore come Cordova, come suo fratello Ricca, va, voglio dire, sono gente che la categoria l'ha fatta da un bel po'. Ho capito. Sentiamo il parere anche di D'Antoni. Sì, concordo col direttore Vadalà, dico fino alla Cireale, guardando la classifica, poi si possono inserire, ho visto anche due squadre a 34 punti, il Vittoria, prima si parlava di Vittoria. La stessa cosa che dicevo. Non è avvincente comunque come il girone A, credo. La no, quello è ma più che non è avvincente, Ettore, il campionato di per sé è anche gradevole domenica dopo domenica. Il problema è che ormai con questi ricorsi, punti, squadre che non si sono presentate, ormai insomma il campionato ha perso un po' di appeal. La classifica hanno preso tutti i 3 punti. Sì. Sia il Taormina, sia il Modica, poi chi c'era? Erano 4 le squadre. Lasciando perdere che l'ha preso anche il San Gregorio, questi 3 punti, sono 4 le squadre che hanno San Gregorio che insomma ha pareggiato con una squadra importante, la San Pio, no?
Mi pare che ha giocato con la No, Salpio. No, ha perso a Sbagliato. Siracusa. Ah, ha perso a Siracusa. 3-0 a Siracusa. Sì, vero. Ieri ha giocato la San Pio a Mister Bianco. A Mister Bianco, ho sbagliato. Bene, allora a questo punto che dire? Ci possiamo fermare? Abbiamo un'idea ben chiara su questo girone? No, perché adesso dobbiamo insomma sdrammatizzare tutto quello che è successo in questo girone B del campionato di eccellenza, perché anche noi abbiamo le nostre iene, sono gli spilli di penalty che ritornano di nuovo in campo e insomma ci hanno fatto un po' sorridere, perché anche loro hanno cercato di fare in modo che la Ciriale potesse riavere qualche punto perso attraverso appunto le decisioni della federazione. Guardiamoli insieme gli spilli di penalty nella puntata oggi della nostra trasmissione. Ciao Ettore, ci troviamo nella partita Catania Decimo San Pio contro il Siracusa. Punti sì o punti no? Vediamo se possiamo riavere indietro qualche punto, lo ridaremo alla Cireale. Vediamo un po'. Voilà! Vediamo un po' chi c'è accanto a noi. Saro Foti, direttore tecnico della San Pio. Giancarlo Coco, direttore generale. Allora, cosa ne pensate di questi punti di penalizzazione nei confronti della Cireale? Visto che il Siracusa secondo adesso si trova. Cosa ne pensate? Possiamo riavere indietro, secondo voi, da Siracusa qualche punticino per quei poverelli della Cireale? Non è un argomento che ci interessa. Pensiamo alla partita di oggi, queste sono situazioni valutate che si valuteranno. Quindi non possiamo avere questo punto indietro, secondo lei? Ma noi siamo le terze parti, e quindi la parte che più di tutte è stata toccata in maniera decisa è la Cireale. C'è un regolamento, ci sono organi preposti affinché la giustizia sportiva faccia il loro corso, quindi come ha detto il direttore generale, noi è giusto che ci facciamo da parte. Punti sì o punti no? Lo possiamo riavere, secondo lei, da parte del Siracusa? Perché tra poco andiamo a beccare qualcuno del Siracusa, eh? I punti. Li vogliamo ridare alla Cireale! Li vogliamo ridare alla Cireale! Li vogliamo ridare alla Cireale! Li merita, la Cireale li merita e io sono di quelli che mi piace il risultato del campo, quindi va bene i punti alla Cireale per me. Ritorniamo questi punti alla Cireale. Ma dove sono i giocatori del Siracusa? Nessuno vuole dichiarare qualcosa? Ettore! L'uomo più alto! Come si chiama l'uomo più alto? Io, Natale. Natale! È Natale, qui accanto a noi è Natale. Natale, cosa ne pensi? Il Siracusa, nessuno del Siracusa vuole lasciare una dichiarazione? Noi vogliamo riavere indietro qualche punto per la Cireale. Io sono stato l'anno scorso, sono stato con la Città San Antonio, perciò credo che il Siracusa non era, come si dice, non sto vedendo la parola. Non sto vedendo la parola. Non era, come si dice, non era la parola. L'altezza. Quindi secondo lei se li merita questi punti? No. Non se li merita. Quindi possiamo riavere qualche punto indietro per la Cireale? No, in più. In più, ce l'abbiamo fatta! Abbiamo trovato un giocatore del Siracusa, Ettore. Cosa ne pensi? Possiamo riavere indietro qualche punto per la Cireale? Catania San Pio. Tutti scappano, tutti i giocatori del Siracusa, dirigenti scappano
nessuno vuole lasciare una dichiarazione. Noi vogliamo riavere indietro un punto, lo vogliamo ridare alla Cireale. Cosa ne pensa lei? Io da parte mia penserei che toglierei i punti che hanno dato alle società e farei una penalizzazione solo alla Cireale. Ettore, punti sì, punti no, ma nessuno da parte del Siracusa ha dichiarato sì o no. Beh, ci vogliamo un po' prendere anche in giro noi stessi di penalty e vogliamo anche un po' sdrammatizzare tutto quello che è successo per quanto riguarda i tesseramenti più o meno annullati, più o meno validi nel girone B del campionato di eccellenza. Abbiamo esagerato, Carmelo? No? Ci sta. Ci sta, ci sta. Bene, salutiamo Carmelo perché a questo punto si congeda invece da noi, lo rivedremo la prossima settimana. Buona settimana a te, Ettore, e buona settimana a tutti i nostri telespettatori. I nostri ospiti rimangono, con loro parleremo anche del campionato di promozione. Dobbiamo a questo punto lanciare di nuovo la pubblicità e nel frattempo salutare la nostra bella Federica. Sì, Ettore, io auguro un buon proseguimento di serata e adesso vi lascio con la pubblicità. Eccoci rientrati in studio, penalty tutte le domeniche a partire dalle 19:30 con i risultati, le classifiche e i commenti dal campionato di interregionale sino alla prima categoria. Salutiamo Giulia che adesso ci raggiunge perché è arrivato il momento della seconda parte della nostra trasmissione. Ciao Giulia. Ciao Ettore, buonasera a tutti. E salutiamo anche in postazione Francesco Rametta, Ciccio per gli amici. Ciao Ciccio. Ciao Ettore. Ben trovato. Con lui parleremo del campionato di promozione. I nostri ospiti, come abbiamo già anticipato, sono rimasti qui, anche perché tra poco parleremo di questa bellissima realtà che attualmente è la Leonzio, la Sicula Leonzio per essere più esatti, no? Questo fatto di oggi aver vinto contro il Giare, uno scontro diretto, probabilmente vi ha lanciati all'inseguimento del primo posto. Sì, diciamo che noi ci siamo prefissati con il mister, la società e tutti i giocatori di fare più punti possibili. Poi tutto quello che verrà. Perfetto, alla fine poi vediamo quello che abbiamo raccolto a fine stagione. Perfetto. Allora parliamo subito dei risultati, lo facciamo con il girone A del campionato di promozione. Oggi era la 9ª giornata del girone di ritorno. Montemaggiore Dattilo 1-0. Salemi Delfini Vergine Maria 3-1. Cefalù Favignana 2-1. Cus Palermo Linni Trapani sospesa. Paceco Strasatti 3-1, Castellammare Monreale 2-0, Fulgatore Real Calcio 2-0, Riposa Città di Carini. In classifica sconfitta del Dattilo, mentre invece la Paceco con questa vittoria allunga un po', anche se solo di un punto, in classifica e la troviamo a questo punto al primo posto. Guardiamo la classifica nel suo dettaglio. Paceco 45 punti. Dattilo 44, Salemi 42, Cefalù 41, Monreale 38, Ligni Trapani 37, Montemaggiore 36, Castellammare Calcio 94, 33 punti, Real Calcio 29, Fulgatore 25, Favignana 24, Cus Palermo 22, Delfini Vergine Maria 21, Città di Carini 11, chiude la classifica Strasatti con 9 punti. In questa classifica sottolineiamo che il Cefalù, il Ligni Trapani, il Favignana e il Delfini Vergine Marie hanno una partita in meno, mentre il Cus Palermo ha 2 partite in meno. Commento tecnico di Ciccio Rametta. Sì, allora Ettore, la prima cosa che salta all'occhio analizzando i risultati della classifica di questa giornata è quella che il fattore campo l'ha fatta da padrone. 7 partite, una sospesa, quella di Palermo tra Cus Palermo e Ligni Trapani. Non conosciamo ancora i motivi, supponiamo non siano meteorologici, visto il bel tempo che c'è stato sulla nostra isola. Non sappiamo il motivo, cercheremo di saperlo, ma escludiamo questo fattore. Allora, solo vittorie interne, 6 vittorie interne.
Cominciamo sempre dalle squadre di testa, quindi contro sorpasso del Paceco che ha vinto ovviamente in casa come tutte le altre, sconfitto il Dattilo, hanno vinto invece Salemi e Cefalù, sconfitto anche il Monreale. Nella zona playoff Montemaggiore e Castellammare, che abbiamo sempre indicato come squadre di centro classifica, a questo punto le possiamo candidare in questo sprint finale per entrare nei playoff. Mentre invece il Real Calcio con questa sconfitta di Fulgatore si è fatto invischiare nella lotta per non retrocedere, che a questo punto diventa molto appassionante. In coda infatti sconfitti Favignana, Delfini Vergine Maria e Strasatti, e sospesa il CUS e riposava il Città di Carini, quindi solo il Fulgatore ha fatto punti. Ecco, una battuta velocissima anche con i nostri ospiti, parliamo con Vadalà, il girone del Trapanese vive in questo momento un po' di intensità, no? Si vive di riflesso anche con questa bella favola del Trapani in Serie B, Sì, Paceco e Dattilo che comunque si stanno dando battaglia. Tutti i gironi di promozione, se guardiamo, sono distaccati di 2-3 punti le prime 5-6 squadre, se guardiamo tutti i gironi. Quindi questa è la dimostrazione che anche la promozione è sempre un campionato molto difficile. Specialmente il Palermitano penso che sarà non difficile. Palermitano e Trapanese pure, Trapanese, infatti. Anche... Proseguiamo, adesso parliamo del girone B, anche in questa occasione i risultati e poi la classifica. Sant'Agiolese, Atletico Villafranca 6-0. Ciappazzi, Castelbuono 2-2. Castelbuonese, Città di Milazzo 2-2. Fiume Freddese, Ghibellina 2-1. Torregrotta, Randazzo 0-0. Pistunina, Sinagra Calcio 3-1. Riviera Messina Nord, Sporting Taormina 1-2. Riposa Mamertina. Lo scontro al vertice tra Castelbuonese e Città di Milazzo è finito in parità 2-2 e in classifica bene o male ci si è spostati poco, nel senso che le posizioni sono rimaste quasi uguali come quelli della scorsa settimana. Comunque la classifica che guardiamo e abbiamo un punto in testa la Castelbuonese con 52 punti. Guardiamo nel dettaglio. Castelbuonese 52 punti, Sporting Taormina 51. Città di Milazzo 47, Sant'Agiolese 42, Pistunina 40, Ciappazzi 31, Mamertina 30, Sinagra 29, Randazzo, Torregrotta, Castelbuono 27 punti, Fiume Freddese 26, Riviera Messina Nord 15, Ghibellina 10, chiude la classifica Atletica Villafranca con 7 punti. Io ho l'impressione che in questa domenica la squadra che ne ha approfittato di più in questo girone B del campionato di promozione sia stato lo Sporting Taormina, no? Che alla fine ha guadagnato 2 punti sia sul Milazzo che sulla Castelbuonese. Sì, indubbiamente Ettore, lo Sporting Taormina doveva approfittare di questo scontro diretto e l'ha fatto, anche se di misura. Continua, secondo me, a attraversare un periodo un pochettino di difficoltà, in quanto affrontava la terzultima e quindi anche se fuori casa poteva forse far meglio, ma contano i 3 punti. Allora, 24 gol segnati in questo girone, quindi se la cosa, diciamo, il tema principale del girone A è stato il fattore campo, il tema del girone B è stato quello degli over, come li chiamo io, tantissimi gol, a parte lo 0-0 di Torregrotta. Zona, diciamo, di vertice sei stato già molto chiaro tu, continuiamo a circoscriverla a 3 squadre, ma secondo me oggi il Milazzo forse ha perso l'ultimo treno, doveva andare a vincere, una grande occasione. Quindi Castelbuonese e Taormina in pole position fino alla fine giocheranno per il primo posto. Definitissima anche la zona playoff, direi, con il Pistunina che con quest'altra vittoria si porta a più 9, per cui credo che possiamo già oggi dire quali saranno le squadre che affronteranno i playoff, tranne la prima che andrà su direttamente. Io dal Ciappazzi che ha 31 punti fino a, diciamo dal Ciappazzi in poi, includo tutte queste squadre nella lotta play-out invece, perché mentre Atletico Villafranca, Ghibellina e Riviera Messina Nord sicuramente disputeranno i play-out, le altre 2 squadre usciranno fuori alla fine. Oggi pesantissima la vittoria della Fiume Freddese, per cui tutte sono a rischio. A proposito della zona alta di questa classifica, vada là, vediamo che abbiamo Castelbuonese, Sporting Taormino, ma soprattutto il Città di Milazzo, che forse oggi, come abbiamo detto poc'anzi, ha perso la grande occasione per cercare di agganciare la vetta. Le 2 squadre avanti stanno viaggiando a ritmi impressionanti. Vanno bene, soprattutto la Castelbuonese quest'anno ha realizzato un campionato. Io penso che alla fine la sfonderà il Taormina.
Sono controcorrente perché conosco alcuni giocatori. Queste due squadre sicuramente sono squadre, anche la terza squadra, il Milazzo, sono attrezzate per fare l'eccellenza, non per fare... Beh, sappiamo tutti perché il Milazzo è lì in questo momento, no? Il fatto di aver rinunciato al campionato dei professionisti e poi l'ha fatta scendere di categoria notevolmente. Sì, queste due squadre secondo me se la giocheranno a questo punto. Il Taormina ormai la vedo molto lanciata sul primato. Benissimo, vada là, invece per quanto riguarda, no scusami D'Antone, per quanto riguarda invece la zona retrocessione, ha detto bene che la Fiume Freddese probabilmente ha fatto un passo verso la salvezza? Sì, sono d'accordo, credo che la Fiume Freddese ha fatto un passo verso la salvezza. Ce la farà a salvarsi? Sì, ma credo di sì, è alla portata. Anche perché insomma a Fiumefreddo sono abituati a lottare, no? È una piazza che ogni anno attraverso varie vicissitudini comunque fa sempre delle squadre intense, sia per la retrocessione ma anche, come è capitato altre volte, per la vittoria finale nei vari campionati in cui ha partecipato. Insomma anche in questo girone credo che comunque bisogna aspettare ancora qualche domenica. Ciccio? Sì, indubbiamente, ormai siamo al rush finale, per cui i giochi saranno presto fatti. Benissimo. Ok, detto fatto, noi a questo punto congediamo Salvo Vadalà, direttore sportivo dello Sporting Via Grande, campionato di eccellenza. Oggi grande pareggio, seppur in casa, con la prima in classifica, la Tiger, quindi comunque andate è stato un gran successo. Che ci possiamo stare bene, anche se col Siracusa l'ultimo minuto abbiamo perso. Voi siete una società giovane, una squadra giovane, un allenatore giovane, in questo momento sempre molto vincente. Quindi infatti. E poi con una state buttando le basi magari per un progetto a largo raggio già per la prossima stagione? Di buono con i piedi per terra, perché oggi fare un cammino di eccellenza, se ti esalti puoi perdere anche la testa. E se cadi poi dopo è difficile rialzarsi. Molto difficile, no, qua sono abbastanza maturi per stare con i piedi per terra. Benissimo, allora auguriamo il buon lavoro a Salvo Vadalà, direttore sportivo dello Sporting Via Grande, salutiamo anche Enzo Buttò e noi ci dobbiamo fermare, a tra poco continueremo a parlare di promozione, ecco spiegato perché Giuseppe D'Antone tra poco ci racconterà questa bella giornata di sport a Lentini con lo scontro diretto vinto sul Giarre. Ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità. Ci fermiamo proprio per qualche minuto. L'appuntamento di penalty tutte le domeniche a partire dalle 19:30 su Sesta Rete, canale 215. Continuiamo a parlare del campionato di promozione, però dobbiamo dare il benvenuto ad altri ospiti all'interno della nostra trasmissione. Proseguiremo sempre con la presenza di Giuseppe D'Antone, il portiere della Sicula Leonzio, ma insieme a lui abbiamo subito qui, e lo salutiamo, Giacomo Tomaselli, allenatore del Città di Maletto. Ciao Giacomo, ben trovato. E poi per venire incontro alle numerosissime richieste sul calcio a 5, ormai da un paio di settimane a questa parte incominciamo ad ospitare anche allenatori del futsal siciliano. Abbiamo Gaetano Cannavò, allenatore della MEM Futsal Club, buonasera a tutti. Campionato di Serie C1. Esatto. Tra poco insieme naturalmente ad Alessio racconteremo anche questo interessante ed ingarbugliato girone siciliano della Serie C di futsal. Proseguiamo, adesso parliamo appunto del campionato di promozione, parliamo del girone C e tra poco cercheremo di capire anche che cosa è successo soprattutto a Lentini nello scontro diretto. Però prima dobbiamo sottolineare forse una mezza gaffe che c'è stata riguardo al discorso play-out nei due gironi che abbiamo sin qui trattato di promozione. Sì, diciamo che dobbiamo assolutamente sottolineare che attualmente in tutti e quattro i gironi di promozione non ci sarebbero i play-out di cui noi tanto parliamo. Diamo la motivazione. La motivazione è che tra la penultima attuale e la quintultima ci sono più di 10 punti di distacco e quindi attualmente scenderebbero dirette
l'ultima e la penultima. In tutti e 4 i gironi. Perfetto, chiaramente ancora i gironi non sono definitivi perché mancano un paio di giornate. Diamo adesso lettura della 9ª giornata di ritorno, girone C del campionato di promozione. Real Avola, Atletico Pedara 0-0. Agira Nissoria, Comprensorio Normanno 0-3. Sicula Leonzio, Giarre Calcio 2-1. Atletico Catania Pachino 0-1. Aci San Filippo Sport Club Palazzolo 2-0. Real Aci Sporting Priolo 1-1. Rarinantes Troina 2-1. Riposa Sporting Battiati. Il passo falso del Giarre a Lentini ha fatto sì che il Comprensorio Normanno riuscisse a rosicchiare ancora qualche punto alla capolista guidata da Maurizio Romeo. Guardiamo la classifica al completo. Giarre Calcio 49 punti, Comprensorio Normanno 48, Sicula Leonzio 47, Sporting Battiati Sport Club Palazzolo 39, Sporting Priolo 34, Real Aci 32, Aci San Filippo 31, Pachino 30 punti, Atletico Catania 29, Atletico Pedara 24, Rarinantes 20, Troina 15, Avola 12, chiude la classifica Agira Nissoria con 11 punti. Un terzetto nella zona altissima della classifica che insomma darà ancora più vigore ed intensità nella parte finale appunto della stagione. Parliamo della Sicula Leonzio, parliamo del Comprensorio Montalto, Normanno scusate, e parliamo soprattutto di questo Giarre che con questa sconfitta insomma ha visto ridurre i suoi punti di vantaggio rispetto alle inseguitrici. Sentiamo un po' anche Ciccio, che ne pensa? Beh, penso che sicuramente il suicidio del Giarre continua e ormai da diverse settimane il fiato sul collo delle avversarie dà parecchio fastidio alla squadra del Giarre. Oggi tutti i riflettori erano puntati sull'Angelino Nobile di Lentini per questo big match che si è risolto nel primo tempo. Chi pensava una partita bloccata dai tatticismi è rimasto presto deluso perché si è sbloccata subito la partita con la Leonzio che è andata in vantaggio presto. Il Giarre ha reagito immediatamente pareggiando con Aleo il suo mister un gol a partita perché segna sempre. Segna sempre. Ma sempre nel primo tempo la Leonzio poco prima di andare al riposo si è riportata in vantaggio e il risultato non è più cambiato. Quindi Giarre 49, Comprensorio Normanno 48, doveva fare il suo dovere senza distrarsi e l'ha fatto nettamente 3-0 sul campo della Gira Nissoria. Per cui Sicula Leonzio che è la squadra della giornata che si porta a -2 e penso che queste 3 squadre possono ora scatenare i pronostici dei nostri ospiti, a parte chi è di parte ovviamente, che certo, non lo dirà mai. Volendo dire 2 parole sul resto della classifica e delle altre squadre, riposava lo Sporting Battiati che al momento sarebbe dentro i playoff assieme al Palazzolo che invece è caduto 2-0 sul campo dell'Aci San Filippo, che adesso insieme al Real Aci e io vorrei dire anche al Pachino va a fantasticare zone playoff che non appartengono più a questo punto all'Atletico Catania, è in crisi e sconfitto anche oggi. Chiudiamo con le parti basse della classifica, ripetiamo quello che abbiamo detto prima, quindi che anche in questo girone attualmente non si disputerebbero i playout, però ci sono le 3 squadre in fondo che si giocheranno fino alla fine il posto utile per salvarsi. Giuseppe D'Antone, allora parlaci di questa partita, come è andata? È stata una partita intensa, indubbiamente il Giarre è venuto a Lentini per cercare di allungare, invece adesso si ritrova ancora di più dimezzata la distanza rispetto alle inseguitrici e credo che comunque ancora è tutto da decidere. Sì, come dicevo negli altri gironi, fin quando la matematica non condanna nessuno, noi, l'ho accennato prima, cerchiamo di fare il massimo. C'è anche di fare un plauso alla nostra tifoseria eccezionale. Praticamente ritornate in massa, no? Io non ho visto mai una vita che gioca a calcio in queste categorie di promozione, un pubblico del genere. Attenzione perché potrebbe anche essere un pubblico un po' particolare, adesso state andando bene ed è vicino alla squadra. È importante che ci sia una continuità di tifo. Però. Io ho avuto modo già di giocarci in queste piazze in eccellenza 3 anni fa quando abbiamo vinto il campionato di promozione. E posso dire che sono dei tifosi, comunque il tifoso sempre, quando la squadra vince è facile essere accanto alla squadra, però sono dei tifosi moderni, diciamo, sono stati sempre vicini alla squadra quest'anno e anche negli anni scorsi quando io ci ho giocato, cioè non credo che ci sia questo problema anche in futuro, perché con molta umiltà anche loro, per quello che hanno passato, perché il calcio a Lentini per un periodo di tempo era scomparso,
diciamo che ci pensano 2 volte prima di Tra l'altro Giuseppe volevo conferma che erano presenti anche i tifosi ospiti ed è stata una partita sugli spalti tranquillissima. Sì, tranquillissima, no, su questo veramente sono stati esemplari sia da una parte che dall'altra. Ma a me mi sorge spontanea una domanda, caro Giuseppe. A questo punto di chi avete paura? Allora, guardando la classifica, su chi dovete fare corsa? Guardando la classifica, la classifica è quella, col Giare davanti, il Comprensione Normanno, considerate che ha preso 3 punti con noi altri con il ricorso, in campo ha perso, all'andata ha sempre pareggiato con noi, ha preso sempre 3 punti. Diciamo che i valori, la classifica, se il Paternò non aveva questi punti dati dalla Lega per questi famosi tesseramenti del Presidente del Misto, ormai siamo stanchi di ripetere. Siamo stanchi di ripetere, anzi adesso ci dobbiamo per forza solo ridere. Praticamente era una corsa a 2 e noi avevamo oggi 50 punti, eravamo davanti al Giare, anche se il Giare ha una partita che deve riposare ancora e la lotta era a 2. Però oggi la classifica dice che la lotta è a 3, vediamo cosa succederà fino alla fine. Chi sbaglia meno arriva più in alto. Noi comunque in ogni caso non credo che la nostra società, che il Presidente con lo staff tecnico, la tifoseria, tutti, non credo, a prescindere da quest'anno che sarà importantissimo, sarà un anno transitorio perché comunque c'è un grande progetto che tutti quanti noi calciatori abbiamo sposato. Se come primo anno vi ritrovate adesso però nella zona altissima, ad averne anni di transizione ad averne anni di transizione, no? Sì, sicuramente puntiamo alle categorie superiori, questo è chiaro, no? Cercheremo di vincere il campionato. L'ha detto. Quando la matematica non ci condanna. Puntiamo pure i playoff nel caso in cui non abbiamo escluso la possibilità, penso che ormai, di fare i playoff e speriamo almeno nella peggiore delle ipotesi di arrivare secondi e poi farci i playoff in casa. La quarta forza di questo girone è lo Sporting Battiati, siete d'accordo? Più il Palazzolo. Diciamo che ci sono poi superare secondo me Giare e Leonzio le squadre più forti in generale, anche perché l'hanno dimostrato. Noi onestamente negli scontri diretti l'unica squadra che ci ha messo in difficoltà, diciamo anche da un punto di vista agonistico, da un punto di vista tecnico, è stato proprio il Giare all'andata, quando ci ha messo per 20 minuti sotto. Poi anche all'andata siamo stati sfortunati, abbiamo sbagliato un calcio di rigore, abbiamo sprecato tantissime palle gol. Oggi sul campo abbiamo dimostrato comunque di essere superiori anche al risultato. Alderisi è contento? Sì, il mister è contento, giustamente. Cosa stavamo dicendo? Mi sono scollegato sul discorso, sul discorso delle altre squadre. No, le altre squadre, diciamo il Pachino, il Battiati, il Palazzolo sono delle ottime squadre di categoria sicuramente e danno fastidio a tutti, perciò in primis noi già sabato siamo a Battiati e dobbiamo stare molto attenti perché sarà una partita molto intensa. La stessa cosa anche il Giare non avrà vita facile contro la Rarinantes, che a noi ricordiamo che ci ha creato dei problemi seri in Coppa Italia. E le squadre siracusane sono sempre così, E credo, speriamo anche nella Rarinantes che possa confermare quello che ha fatto con noi. Bene, proseguiamo. Il comprensorio normanno, lega o non lega? No, dico, però ci sono anche nello sport, naturalmente sì, è vero che ci sono le regole che si devono attuare e quant'altro, però ci sono anche altri valori, no? Indubbiamente. C'è chi li ha, c'è altre squadre che noi abbiamo giocato in Coppa Italia non hanno mai pensato di fare questo, sono giocate in campo, magari ci sono delle società che adottano questa tipologia di sistema per vincere le partite. Indubbiamente, ognuno fa il suo percorso. Fa parte del gioco. Certo, sicuramente. Bene, e adesso chiudiamo il campionato di promozione con i risultati del girone D. Sciacca Atletico Gela 1-0, Libertas 2010 Comiso 3-0, Aragona Ribera 3-3, Accademia Empedoclina Jobbing Santa Croce 2-2, Real Biscari Mussomeli 1-3, USA Sport Sporting Club Racalmuto 1-0, riposa Aquila San Michelese e Canicattì. Si ferma la capolista, nel senso che non perde ma non vince, pareggia 3-3 in classifica in questa nona giornata di ritorno. La squadra comunque continua ad essere leader indiscussa di questo girone D del campionato di promozione. Guardiamo la classifica. Ribera 54, 51 punti, Mussomeli 46, Libertas 2010 35, Sporting Club Racalmuto 34, Canicattì 33, Sciacca 32, USA Sport 28,
Aragona 26, Comiso 25, Atletico Gela Jobbing Santa Croce 22 punti, Accademia Empedoclina 21, Real Biscari 10, chiude la classifica Aquila San Michelese con 7 punti. In classifica ricordiamo lo Scicli che è stato escluso dopo la quarta rinuncia, lo Sciacca con 2 punti di penalizzazione ed il Comiso con 1 punto di penalizzazione. Quadro tecnico definito, abbiamo detto che pubblicizziamo poco questo girone D del campionato di promozione, allora facciamo un'inversione di tendenza e parlane ampiamente a questo punto, caro Ciccio. No, vabbè, allora, abbiamo ricevuto appunto qualche lamentela in settimana e quindi ci piace parlarne più approfonditamente. Il problema è che qua il Ribera teme l'effetto Tortorici, nel senso che tu parlavi anche del Giarre come già promossa, ora il Ribera ha solo i punti erano punti tanti, in più i punti erano tanti. Comunque, scherzi a parte, sorprende questo pareggio per 3-3 di oggi contro l'Aragona, che è una squadra che occupa posizioni di medio-bassa classifica, quindi magari un po' di rilassatezza quest'oggi della capolista. Ne hanno approfittato Mussomeli e Libertas 2010, 2 squadre che stanno facendo il loro campionato, consolidano le loro posizioni. È caduto invece lo Sporting Club Racalmuto e riposava il Canicattì. Lo Sciacca ne ha approfittato battendo l'Atletico Gela di misura in casa e quindi coltiva legittimissime speranze playoff. In coda le uniche squadre che hanno mosso la classifica sono state l'Accademia Empedoclina e lo Jobbing Santa Croce. Ma perché tu pensi che il Ribera possa avere qualche difficoltà? Non credo, anche se i punti sono tanti, sono 5. Non credo che insomma si possa trovare in difficoltà. Io credo che ci troviamo in una fase in cui i campionati si stanno decidendo e 5 punti ancora oggi possono anche non essere tanti. Soprattutto se una squadra si sente troppo arrivata e stacca un po' la spina. Non sarà il caso di Ribera. Non sarà il caso di Ribera, lo chiediamo a Giuseppe così poi lo salutiamo. Sì. Ce la fa il Ribera? Io credo che Ribera ce la fa anche perché forse già ha riposato. Sì, ha riposato, ha già avuto il turno di riposo. Punti. E la lotta invece per i playoff... Forse anche oggi ha riposato un po'. Sì, sicuramente. La lotta per i playoff è molto avvincente, oltretutto io l'anno scorso ho avuto modo di giocare con lo Sporting Racalmuto, che è una squadra diciamo neopromossa. In piena zona playoff adesso. Oggi diciamo, vedendo questo risultato anch'io non sono rimasto tanto contento della sconfitta contro l'Usa Sport, che è comunque nelle zone basse della classifica. Vi auguro, infatti approfitto per salutare il presidente Racalmuto, Petruzzella e Laimo, persone incredibili. L'anno scorso abbiamo vissuto una promozione straordinaria e vi auguro di centrare almeno l'obiettivo dei playoff. Bene, 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 un augurio che anche noi di Penalty insomma facciamo. Salutiamo Giuseppe D'Antone, in bocca al lupo per il proseguo del campionato, per questo avvincente girone C del campionato di promozione e che vinca il migliore. Sicuramente, lo sport e la correttezza. Indubbiamente. Prima di mandare in onda la pubblicità e prima anche di salutare Ciccio Lametta, io una battuta però con l'allenatore del Città di Maletto la voglio fare, perché oggi hanno pareggiato a Bronte, una partita intensa in vista anche playoff nel campionato di prima categoria. Vedere che comunque 2 realtà importanti come Lentini e Giari si scontrano, un po' di invidia c'è, no? Perché Maletto e Bronte hanno una tradizione, quindi volendo, rapportando anche la tradizione di queste 2 belle società, qual è appunto quella del Maletto e del Giarre, si può pensare magari chissà di avere nei prossimi anni uno scontro al vertice anche nei campionati di promozione e oltre. Questo sicuramente è un augurio. Oggi la partita nel contesto era sicuramente di altre categorie, c'era tantissima gente, tantissimo... Infatti l'ho detto per questo, perché questi derby, poi i derby dell'Etna, insomma, aiutano a far venire anche tantissima gente allo stadio. Sì, sì, è vero. Quindi sotto questo punto di vista siete sulla buona strada. Sì. Bene, è di buon auspicio allora. Salutiamo Ciccio Lametta, con lui chiaramente ci rivedremo la prossima settimana per ricontinuare a parlare del campionato di promozione e di tutta questa bagarre nei gironi siciliani. Grazie Ciccio. Grazie a te e buona settimana a tutti. Perfetto, abbiamo un altro spazio pubblicitario, l'ultimo, e tra poco continueremo parlando del campionato di prima categoria e soprattutto del futsal. Restate ancora con Penalty.
presto, molto presto sentirete parlare di questa grande serata che si chiama Penalty Award. Per adesso continuiamo a raccontare i campionati dilettantistici dalla Serie D sino alla prima categoria, e a tal proposito salutiamo il commentatore ufficiale della prima categoria, Alessio Patti. Insieme a lui naturalmente parleremo anche del futsal. Ciao Alessio. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Ettore, ti voglio correggere, ufficioso, non ufficiale della prima categoria, perché Antonio... va bene, va bene. Lo aspettiamo. Certo. Se non torna... È soltanto la sostituzione, sappiamo Esatto. che sarà impegnato per tutto questo mese, quindi tu giustamente lo stai sostituendo alla grande. Grazie. Prima di parlare del campionato di prima categoria, io ho una battuta anche con l'allenatore dell'MM Futsal Club di calcio a 5, Gaetano Cannavò. Gaetano, ma il calcio voi lo seguite, quello dilettantistico, oppure siete soltanto concentrati sul futsal? No, il calcio lo seguiamo, è chiaro che quello dilettantistico magari un po' meno, siamo Certo. più dedicati sull'aspetto dilettantistico del nostro sport. Che gran bel campionato che state facendo quest'anno, eh? Sì, il campionato è bello di suo, non solo noi, ma è un po' come vedevamo poco fa il girone A dell'eccellenza. Ci sono 6 squadre in 5 punti che si giocano il primo posto. Anche dal punto di vista tecnico c'è stato un grandissimo salto di qualità quest'anno. Si è cresciuti tantissimo il futsal in Sicilia dal punto di vista tecnico, è migliorato anno dopo anno e si è raggiunti livelli veramente importanti. Perfetto, approfondiremo poi tutto il discorso del futsal. Adesso parliamo del campionato di prima categoria. Ci sono dei gironi che non vedremo in schermata, ma che comunque diamo un quadro tecnico insieme ad Alessio. Parliamo dei gironi B, C, D ed H. Sì, facciamo Alessio. un velocissimo sprint in questi gironi. Partiamo dal girone B, in cui il Casteltermini vola a 46 punti e guadagna 2 punti di vantaggio sul Prizzi, che rimane fermo sull'1-1 in casa contro il Caccamo. In zona retrocessione, proprio Caccamo e Giuliana si giocano l'ultimo posto per evitare il penultimo posto, per evitare la retrocessione diretta, ma il Giuliana ha 3 gare in meno, mentre il Caccamo solo una, quindi anche in virtù di queste 3 gare in meno vedremo chi si salverà, o meglio comunque andrà agli spareggi. Nel girone C, Stefanese e Città di Mistretta rimangono a 3 punti di distacco, vincono entrambe in trasferta, agguerrita anche la lotta playoff, perché il Futura, il Sant'Agata Militello e il Capodorlando sono chiuse in 4 punti e quindi si giocano questi ultimi posti per i playoff che potrebbero regalare una bella promozione. Nel girone D invece il Meri è più lanciato verso la promozione, perché ha più 8 sulla seconda Folgore, che grazie comunque all'1-0 contro il Pro Falcone, scusate, il Meri vince 1-0 col Pro Falcone, mentre il Folgore si ferma sullo 0-0 contro l'Iniziativa nel big match del girone D. Anche qui tante squadre comunque in lotta per evitare i play-out e la retrocessione diretta. Tanti pareggi comunque lasciano la classifica invariata e i verdetti nelle prossime giornate. Il girone H è quello del Gela, che continua la sua cavalcata, più 12 sulla seconda, ormai aspetta solo la matematica. Solo la festa adesso. Esatto, mentre in coda c'è più bagarre, perché ci sono 4 squadre che lottano per evitare la retrocessione diretta, e sono il Ramacca, il Castel di Iudica a 17 punti, il Nuccio a 16 e il Radusa a 14. Aspettano gli scontri diretti appunto per guadagnare punti importanti. Benissimo, e adesso subito la schermata con i risultati del girone A, sempre di prima categoria. Parliamo della 9ª giornata di ritorno. Iatina Pro Monreale, Bonagia Sant'Andrea 2-2. Equip Comprensorio Palermo, Borgata Terrenove 2-0. Bagheria Campobello 1-4. Bolognetta Città di Casteldaccia 6-3. Città Isole delle Femmine Donorione 0-0. Partini Caudace Ezio Roma 3-0. Riposa Sparta Palermo. Sconfitta per quanto riguarda la prima in classifica, la Borgata Terenove. Diamo il quadro tecnico insieme ad Alessio, nel frattempo possiamo vedere anche la schermata della classifica. Sì Ettore, l'equipe Comprensorio Palermo riesce in questa impresa di battere 2-0 il Borgata Terrenove.
Io non mi sbilancio nel dire che il campionato è aperto, il Partinica Audace ora è a 9 punti rispetto agli 11 della scorsa giornata, 9 punti sono però tanti quando il campionato volge al termine, però se il Borgata Terrenove dovesse avere una flessione finale, nel finale del campionato, chi lo sa. Comunque 9 punti rimangono tanti. La lotta per il quinto posto è comunque agguerrita con 6 squadre in 3 punti, sono incluse Bagheria, Città Isola delle Femmine, Bolognetta, Sparta Palermo, Donorione e Iatina Promonreale, e dalla possibilità di fare playoff si potrebbe anche essere risucchiati nei playout. Quindi classifica molto corta. Sì, anche se comunque bisogna guardare alla regola dei 10 punti di distacco tra la Certo. seconda e la quinta. Che Su questo aspettiamo ancora qualche settimana. Esatto, che eviterebbero la semifinale di playoff alla seconda. Perfetto, adesso parliamo del girone E del campione di prima categoria, così poi avremo modo anche di parlare con mister Tomaselli, perché insomma ci sono molte squadre vicino alla zona vostra di pertinenza, no? Anche in questa occasione, nona giornata di ritorno, guardiamo i risultati. Desport Gaggi, AC Bonaccorsi 2-1, Sporting Club Giardini Calatabbiano 1-3, Ionica Football Club Città di Aci Catena 2-1, Lineri Mister Bianco Messina Sud 3-0, Trecastagni Real Santa Venerina 2-0, Milo Robur 1-1, Aci Sant'Antonio Russo Sebastiano 2-0. In testa abbiamo sempre il Trecastagni, adesso sono 7 punti di distacco rispetto a un Calatabbiano che comunque continua a vincere, oggi ha portato a casa 3 punti giocando a Giardini. Commento tecnico di Alessio. Sì, Ettore, in vetta vincono le prime 3, rimane invariato il discorso primo posto, sempre tra virgolette, il Trecastagni ha 7 punti di vantaggio, le giornate diventano sempre di meno, quindi la matematica si avvicina. In ottica quinto posto il Russo Sebastiano perde con la terza, l'Aci Sant'Antonio, e Aci Catena e Ionica cercano comunque di avvicinare la Russo Calcio, anche se qui rientra sempre il discorso dei 10 punti perché ci sono 15 di distacco dalla seconda. Mentre in coda, piccolo colpo di scena, il Lineri Mister Bianco vince agevolmente per 3-0 contro il Riviera Messina Sud e al momento sarebbe salvo e condannerebbe il Messina Sud e il Giardini alla retrocessione diretta. Rimaniamo sulla classifica, Tomaselli, io credo che il Calatabbiano ormai, insomma, i playoff sono suoi, adesso bisogna soltanto inquadrare il posizionamento in vista appunto dei playoff. L'Aci Sant'Antonio è a 45 e bagarra, soprattutto per il posto migliore che è quello del secondo posto. Anche perché chi miglior classificato gioca in casa, per quel vantaggio di 2 risultati. Il Milo come lo vedi? È una buona classifica, è quarto, per cui è in piena zona playoff. Per cui ancora credo che... È una brutta gatta da pelare, nessuno vuole incontrare il Milan nei playoff. No, non conosco... Non conosci la realtà di Milan, quindi giustamente non puoi specificare bene anche dal punto di vista tecnico il tutto. Ok, e adesso passiamo al girone F, no? Quello che riguarda direttamente il nostro mister. Parliamo del girone F che oggi ha visto ancora una volta la vittoria del Città di Valverde, seppur in maniera un po' rocambolesca. La squadra del San Giovanni La Punta, che ha abbandonato quasi ufficialmente questo campionato, ha regalato in maniera facilissima la vittoria. Si sono presentati in 7, poi c'è stato il solito infortunio strano e quindi in automatica la partita si è conclusa anzitempo. Guardiamo i risultati, il commento poi di Alessio su una classifica che comunque vede sempre appunto il Città di Valverde in testa, ma il Città di Catania pronto eventualmente per agganciare il primo posto. Real Città di Paternò, Belpasso 0-0, Tremestieri e Tenneo, Città di Catania 1-4, Ciclopre Bronte, Città di Maletto 2-2, Gravina San Paolo, Città di Randazzo 2-2, Città di Mascalucia, Cometa Biancavilla 2-2, Reale Adrano, NBI Mister Bianco 1-0, Città di Valverde, San Giovanni La Punta 3-0. Alessio, un commento velocissimo perché poi voglio sentire Tomaselli per
conoscere com'è andata la partita del derby dell'Etna. Chi meglio di lui ne può parlare? In ogni caso il girone F vede sempre le prime tre in lotta per il primo posto, ma il Randazzo rallenta pareggiando per 2-2 fuori casa contro il Gravina San Paolo, un campo sempre ostico per le grandi, e Valverde e Catania invece passeggiano su Tremestieri e San Giovanni La Punta, come hai poc'anzi annunciato. In ottica quinto posto, Mascalucia, Maletto, Mister Bianco e Bronte si giocano questo quinto posto, che comunque al momento sarebbe simbolico. Al momento sono addirittura 20 punti di distacco dal Città di Catania. In ogni caso è sempre importante piazzarsi il più in alto possibile. Certo. Allora com'è andato questo derby dell'Etna? Tutto pistacchio, ma non solo, credo, anche buon calcio, no? E fragole. E fragole, certo, perché Maletto ha la tradizione delle fragole più buone della Sicilia. Diciamo che è stata una partita equilibrata. L'unica nota negativa, mi dispiace dirlo, ma è stata la giornata no dell'arbitro. Vabbè, l'arbitro non deve diventare il colpevole soltanto. No, non è... Io, sai che difendo sempre gli arbitri, perché credo che comunque arbitrare è sempre molto difficile, soprattutto difficile. In queste categorie dilettantistiche. È difficilissimo sicuramente. Canavò mi dà ragione, vedo che annuisce. Io, Ettore, non voglio cadere nella polemica, però l'impreparazione dei nostri tecnici di gara è notevole. Vabbè, succede. No, Dicevi a volte dico, gli arbitri non hanno sempre queste giornate negative. Probabilmente oggi quest'arbitro aveva questa giornata è andata, però 2-2 il risultato sarebbe noi spettacolare, no? Sì, siamo rimasti in 10 già dal 10° del primo tempo. Quindi insomma tutto in salita. Siamo andati in vantaggio, poi il Bronte ha pareggiato e poi noi a 10 minuti alla fine abbiamo fatto il 2-1. Attenzione, perché questo quinto posto potrebbe essere inutile anche in prospettiva playoff, però è sempre un gran successo, no? Sì, il nostro obiettivo era salvare la categoria. Sì. E allora ci state riuscendo. Io sono subentrato da 5 partite, per cui nelle quali credo una sola sconfitta o forse neanche una. Ha detto solo non una hai mai solo perso in queste 5 partite, mister? No, sì, ho 2 sconfitte. 2 sconfitte. 3 vittorie allora, e 7 un pareggio. punti. Perfetto. Benissimo, gli arbitri nel futsal sono bravi o sono anche lì un po' troppo dilettanti? Nel futsal quelli bravi vanno a fare le categorie nazionali, anche perché non ce n'è tanti altri. Effettivamente. Quindi nelle categorie regionali normalmente rimangono i più giovani e i più inesperti, quindi o ci abituiamo a certi arbitraggi, all'inesperienza degli ma arbitri. Succede ogni tanto qualche polemica? C'è qualche polemica? Sì, è normale. È normale. Che comunque io lo ritengo anche abbastanza grave, perché i direttori di gara dalla C1 in su sono 2, non uno per lato. È vero. Quindi almeno in C1, comunque dalla C1 in su, gli errori dovrebbero essere più limitati. Andiamo veloci perché dobbiamo chiudere con il campionato di prima categoria e poi dopo appunto gran finale con il futsal e i risultati della Serie C. Girone G, nona giornata, prima categoria. Risultati. Floridia Belverde 1-2. Atletico Scicli Città di Canicattini 0-0. Carlentini Marina di Ragusa 1-2. Atletico Militello Megara Augusta 1-1. Frigintini New Pozzallo 0-2. Ellenica New Team Ragusa 0-3. Città di Augusta Sporting Eubea 1-4. Praticamente vincono tutte le 3 squadre ai primi 3 posti di questo girone, sia il Belvedere sia il Marina di Ragusa e soprattutto il New Pozzallo continuano a sperare nella vittoria finale di questo girone. Sì, questo è insieme al girone F il girone più equilibrato. Belvedere, le prime 5 erano tutte in trasferta, vincono 4 su 5, il Megara Augusta si ferma sull'1-1 e credo che abbandoni comunque i progetti per il primo posto, ma comunque rimane sempre in zona playoff e quindi la promozione se la gioca in ogni caso. Gran finale adesso con il futsal, insieme anche al mister della MM Futsal Club, risultati di questa 24esima giornata di Serie C1, girone tutto siciliano del futsal. Azzurri Futsal Palermo Mascalucia 5-2. Città di Leonforte Mabonat 5-2.
Juventus Gaetano Scirea Pro Gela 6-4. Futsal Catania Futsal Peloro 3-4. Arbor Sporting Club Dilettantistica Regalbuto 6-4. MM Futsal Ennese 5-1. Real Calcio Nissa Futsal 2-12. Virtus Termini Arcobaleno Ispica 2-8. Alessio, ancora una lotta intensa nella zona altissima della classifica, il tuo commento, e poi nel frattempo possiamo anche vedere la schermata della classifica. Sì, vincono le prime 4. L'Arcobaleno Ispica e la Nissa Futsal passeggiano in trasferta rispettivamente su Virtus Termini e Real Calcio. La gara più complicata ce l'aveva l'Azzurri Palermo in casa contro il Mascalucia. Tuttavia la squadra palermitana, trascinata da un poker di Amici, questo ragazzo che sta veramente meravigliando tutto il futsal siciliano, credo il miglior under del nostro campionato, ha aiutato la squadra a mantenere il secondo posto. Vince anche l'MM futsal di mister Cannavò, trascinato da una tripletta di Belviso e da un'ottima prestazione globale. Beh, la partita era un po' facile con l'Ennese, voglio dire, senza insomma criticare troppo, però... Le squadre però dell'entroterra siciliano sono sempre però delle toste gatte da pelare. Va benissimo. Ok, e allora a questo punto raccontacela questa partita. Sì, seppur con l'Ennese, ha detto bene Alessio, vincere è sempre molto difficile. E come dico sempre ai ragazzi, io prima di certe partite diventano facili in funzione di quanto noi le facciamo diventare facili. Chiaro. Sapevamo che per noi adesso sono rimaste 6 partite, con quella di ieri 7, sappiamo che in queste 7 partite dobbiamo raccogliere il massimo. Soltanto 4 punti di distacco dalla vetta. Esatto, se vogliamo puntare al primo posto e quindi alla promozione diretta, siamo costretti a giocare tutte le partite e cercare di fare il massimo sempre. Vi sono vicini gli sponsor? Vi aiutano? La società come si gestisce la società, in Serie C? La società credo che sia una delle più organizzate e probabilmente anche una delle più forti dal punto di vista economico che ci sono in questo momento in Sicilia, perché si può avvalere di uno sponsor importante che ci supporta sotto tutti i punti di vista, cosa che nello sport dilettantistico già di per sé è una rarità. Nel futsal lo è ancora di più, è una disciplina minore, se così si può dire, quindi ci riteniamo noi dei fortunati da questo punto di vista. Per cui puntiamo chiaramente a fare un campionato dall'inizio, a fare un campionato di vertice e fino alla fine proveremo a raggiungere... Male che vada il prossimo anno? Male che vada il prossimo anno, assolutamente sì, ma ancora siamo in corsa, ci sono i playoff, certo. Tra l'altro noi siamo una squadra molto competitiva, costruita già fin dall'inizio per essere Dove vi competitiva. allenate? Noi ci alleniamo al Polivalente a San Giovanni la Punta e nella struttura dell'MM Futsal, che sono i campi di proprietà della società, che essendo campi comunque all'aperto non ci permettono sempre di poterci allenare lì, per cui... Però mister è un grosso vantaggio secondo me, perché giocare sia al chiuso, allenarsi sia al chiuso che all'aperto vi permette di poter gestire al meglio le gare poi all'aperto. Ad esempio nel campo della Juve Scirea non è mai facile giocare. Sì, a me mi aiuta tantissimo nel preparare le partite, molto spesso sappiamo di andare a giocare in campi esterni e quindi siamo nelle condizioni di poter preparare la partita. Vi preparate al meglio. Abbiamo una situazione che ci permette di lavorare. Squadra giovane oppure con qualche anziano? Un giusto mix fra giovani, giovanissimi e anche qualche giocatore molto esperto che serve per la categoria, che fa da chioccia. È vero, fa il modesto il mister, perché l'MM in C1 ha forse il settore giovanile migliore della categoria. Sì, noi curiamo da questo punto di vista, la società diciamo è una priorità la cura del settore giovanile. Noi abbiamo una scuola calcio importante, abbiamo tutto il settore giovanile, squadre giovanissime, juniores. Meglio di così, cerchiamo di creare le basi. Il futuro è assicurato. Sarà assicurato anche a Maletto il futuro, nel senso che sappiamo dei problemi del campo di Maletto. Oggi per esempio avete giocato a Bronte e vi siete sicuramente divertiti, no? Perché in quel campo è un piacere giocare a pallone. È una bellissima struttura. A Maletto un po' si soffre in questo. Sì, è il campo in terra e l'amministrazione non è che segue tanto. Beh, sicuramente non vi aiuta, come del resto molte amministrazioni non aiutano alle scuole di calcio, perché è giusto che in questo momento con tutta la crisi che c'è, insomma, elargire dei sovvenzionamenti è un po' problematico. Ma almeno dovrebbe curare le strutture. Questo sì, le strutture vanno curate dall'amministrazione. A queste società che fanno attività
diciamo, sociale. Voi dovreste avere le vostre strutture private, così come ce l'ha l'MM Futsal Club di Catania. No? Ma non tutti hanno lo sponsor. Non tutti hanno lo sponsor, infatti. Bene, abbiamo chiuso la puntata di oggi, salutiamo Alessio, con lui chiaramente ci rivedremo la prossima settimana per parlare anche di prima categoria e naturalmente del futsal che tanto successo sta avendo all'interno della nostra trasmissione. Ettore, ti ringrazio sempre e una buona settimana a tutti i nostri telespettatori, con la speranza che aumentino sempre di più. Prima di salutare la nostra Giulia, volevo salutare naturalmente i nostri ospiti, dare un grande in bocca al lupo all'allenatore della Futsal Club MM, Gaetano Cannavò. Un in bocca al lupo. Siete in tanti in società? Questa è una cosa che ti volevo chiedere. Siete in tanti, quindi insomma il supporto è una bella famiglia. Non siete abbandonati. No, assolutamente. Ettore, la prossima settimana l'MM ha una grandissima opportunità perché c'è prima contro seconda, Ispica contro Palermo. E quindi è una buona occasione per l'occasione più dobbiamo importante. approfittare noi vincendo, dobbiamo pensare a noi. E allora un in bocca al lupo per questa partita importante la prossima settimana. Grazie. Così come l'in bocca al lupo lo diamo anche al nostro allenatore del Città di Maletto Giacomo Tomaselli, dicendo che anche se non arrivano i playoff arriva sicuramente una salvezza. Sì, io ringrazio la redazione e a te Ettore che mi dà questa possibilità. Salutici tantissimo Maletto e anche Bronte perché insomma siete vicini di casa in questo senso. Grazie a Giacomo Tomaselli, il saluto finale lo rivolgiamo naturalmente alla nostra Giulia Bonaccorsi con la quale ci rivedremo la prossima settimana. Grazie Ettore, saluto te e tutti i telespettatori che ci seguono sempre ogni domenica. Ci vediamo la settimana prossima, domenica, a partire dalle 19:30 con una nuova puntata di Penalty. Arrivederci a tutti.